Buon pomeriggio, eccoci pronti per il nostro focus. Oggi approfondiamo un tema di cui ci siamo occupati già in passato più volte, ovvero la violenza contro le donne. Perché? Perché c'è un'altra vittima, Adela Gabriela Lingurar, una romena di 32 anni che, pensate, lo sapete già, ne abbiamo anche parlato nei nostri telegiornali, la donna si è impiccata il giorno dopo aver denunciato il suo ex, un connazionale di 36 anni che aveva già denunciato più volte ai carabinieri e che era stato condannato, pensate, a 11 anni di carcere, anche in secondo grado, ma continuava anche a perseguitare la donna, tanto da poi arrivare al gesto estremo, un gesto estremo che è ovviamente indice di una situazione veramente difficile, soprattutto di solitudine, in cui probabilmente si sarà trovata la donna. La procura questo è accaduto a Riesi, siamo in provincia di Caltanissetta, dunque la procura di Caltanissetta ha aperto un'inchiesta perché vuole accertare, insomma, come sia stato possibile che appunto sia arrivati a questo gesto e soprattutto quali le condizioni che hanno permesso che l'uomo continuasse a perseguitare appunto l'ex compagna. E dunque una storia di cronaca che vi raccontiamo che la dice lunga su quello che è la violenza sulle donne, ma che violenza che si continua, che anche culmina con gesti estremi, i cosiddetti, quelli che si definiscono femminicidi, ma che non sono altro che omicidi da parte appunto di uomini sulle donne, ma in questo caso invece un gesto altrettanto eclatante e altrettanto anche emblematico di una situazione veramente complessa e difficile che si sta continuando a vivere, soprattutto facendo vittime. E questa volta lo registriamo anche appunto soprattutto sulle donne. Intanto abbiamo sentito il parere di un avvocato, l'avvocato appunto che ci dà una indicazione precisa e soprattutto anche ci parla dell'apertura di questa inchiesta da parte della procura. L'avvocato è appunto la dottoressa Cassella. Sentiamo intanto la prima clip. La procura sta indagando anche su eventuali responsabilità. Ricordiamo che questo signore è un signore che è stato sia condannato in primo grado che in secondo e oggi è agli arresti, in detenzione, in carcere, ma tra il primo e il secondo grado ha avuto la possibilità degli arresti domiciliari. Non abbiamo alcuna contezza, per esempio, se gli avessero applicato il braccialetto elettronico, però certamente questa situazione, questo ennesimo atroce episodio mette luce su un problema che va assolutamente risolto con assoluta urgenza. Infatti è di pochi giorni fa proprio il governo, il disegno di legge del governo ha inasprito alcune misure dei reati contro la violenza, ma al di là dei reati, al di là delle pene, al di là di una riforma di diritto penale, deve comunque esserci tutto un insieme di altri organi che devono funzionare, perché la ragazza si è sicuramente sentita a parte sola, si è sentita soprattutto sconfitta da un sistema non giudiziario, ma da un sistema statale che non le è saputa stare vicino. Di questo bisogna prendere atto, è inutile mettere i prosciutti sugli occhi e fare finta ormai che nulla accade. Se oggi questa ragazza fosse stata uccisa e non si fosse tolta la vita, probabilmente ne avremmo parlato anche molto meno, forse non ne avremmo parlato, perché sta accadendo che sta diventando un fatto di normalità. È dunque un fatto di normalità che normalità non è e che comunque, lo diceva l'avvocato Elena Cassella, pone veramente tanti quesiti e soprattutto chiede risposte immediate, perché continuano ad aumentare i numeri di casi appunto di donne che vengono uccise o che si tolgono la vita, e che quindi dimostra che il fenomeno esiste. C'era un riferimento e un accenno che diceva l'avvocato Cassella
Cassella, a proposito delle pene, perché ci si chiede sempre appunto se siano comminate in modo proporzionale a quello che è poi il danno che appunto sfocia nell'omicidio. Insomma, questa è la cosa più diciamo eclatante, ma ci sono tante fasi intermedie che portano poi invece alla violenza vera e propria, che può essere di tanti tipi, può essere appunto anche una violenza psicologica che molte volte è anche più pesante rispetto a quella fisica che si subisce, violenza che comunque continua ad essere soprattutto ai danni delle donne, lo dicevamo. C'è un altro passaggio interessante di questa lunga intervista che abbiamo ascoltato con appunto ascoltando l'avvocato Elena Cassella, che si occupa anche e soprattutto di assistere le donne che ovviamente vogliono denunciare, ma nello stesso tempo anche vogliono uscire fuori da una situazione veramente difficile. Prima di farlo però io vorrei dare il benvenuto a Maria Giusi Cannio. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Dunque lei è una psicologa, psicoterapeuta e soprattutto si occupa delle donne che trovano accoglienza e rifugio nelle vostre case, nei vostri alloggi, nella cooperativa sociale Etnos a Caltanissetta. Il fatto è successo a Riesi, siamo in provincia di Caltanissetta e dunque dottoressa, intanto ci dica un poco qual è la situazione, perché ci sono molte donne di nazionalità rumena proprio nella provincia di Caltanissetta e molte anche donne che si rivolgono a voi, fra queste anche probabilmente una connazionale di questa ultima vittima. Sì, noi gestiamo 3 case rifugio, 2 sul territorio di Caltanissetta e 1 in un'altra provincia. Abbiamo avuto delle donne rumene, giovani rumene, che hanno sporto denunce e sono state ospitate. Mi dispiace dire che questa donna, che ha più volte denunciato e che si è tolta la vita, però non ha avuto la forza e il coraggio di andare avanti e chiedere protezione, perché è proprio la protezione quella che salva la vita a molte donne. Purtroppo è quello che un tempo chiamavamo fenomeno, ormai è diventata una normalità. Ogni giorno riceviamo delle chiamate per ospitare delle donne, una ieri, una stamattina, e il problema è che poi al telefono quello che ci viene detto è: la donna non è sicura di voler fare accesso in una casa protetta. Infatti il guaio è proprio questo, che le donne denunciano perché hanno paura, perché sono prese proprio dalla paura che quest'uomo maltrattante possa fargli del male, però poi subentra il senso di colpa, quindi magari il passo successivo non lo fanno. Molte volte non lo fanno perché non conoscono qual è l'iter. Qualcuno non lo fa perché ha paura che non può portare con sé i bambini, qualcun altro non lo fa perché ha paura che entrando in una comunità avrà poi difficoltà a uscire o a gestire la propria vita. Quindi molta è la non conoscenza. Certo, e molti sono i pregiudizi nei confronti degli interventi a protezione delle donne. Dottoressa, quali sono le paure più ricorrenti che voi registrate, soprattutto quando queste donne scappano, perché poi si tratta di una fuga vera e propria per salvarsi la vita, ma anche per salvare molte volte anche la vita ai figli? Allora, la paura più grande, quasi sempre loro denunciano e si fanno proteggere quando ci sono dei figli da salvare. In genere le donne che non hanno figli fanno più resistenza, sono quelle che sopportano le torture per anni e anni. Quando invece ci sono dei figli, allora sentono la pericolosità rispetto proprio alla vita di queste piccole creature, allora denunciano. Arrivano in comunità e la paura più grande è o che l'uomo possa trovarle nonostante la segretezza delle strutture, oppure che il tribunale possa intervenire e togliere i bambini alla donna, perché anche questo è una grande paura che le donne hanno, perché magari loro raccontano che gli uomini, quando minacciano di denunciare, dicono: ma tanto poi ti levano i figli. Quindi magari le donne rimangono intrappolate nella relazione disfunzionale e tossica proprio perché temono che possa essere scalfita la loro maternità.
Certo. Senta, ma è vero che un po' coinvolge la violenza, insomma, coinvolge un po' tutti i ceti sociali, cioè non c'è soltanto, è proprio trasversale questo tipo di sopraffazione che poi magari diventa più strisciante, a volte, no? Diventa solo psicologica o anche economica, questo controllo, sì, insomma, che l'uomo deve avere sulla donna e che quindi poi ovviamente si arriva ai gesti eclatanti, ne abbiamo sentiti, purtroppo ne registriamo sempre di più, però in realtà ci sono anche tutti questi passaggi intermedi. Sì, allora la donna Abbiamo un problema forse tecnico perché... Aspetta la questione. Ah, ecco, aspetti, la sentiamo a tratti. Vuole ripetere perché avevamo un blocco, quindi non la sentivamo. Sì. Diceva la donna? Allora, la donna teme molto le ripercussioni economiche dell'uomo e tante volte proprio l'impossibilità a mantenersi o a mantenere i figli li porta a sopportare l'uomo maltrattante. Ad esempio, uno degli interventi che facciamo come cooperativa è proprio dare dignità alla donna partendo dal lavoro, proprio per abituare ogni donna che al di là della realtà siciliana che può più o meno dare la possibilità di lavoro, tu in quanto donna hai tutte le capacità, le potenzialità e le competenze per poter lavorare e metterti in gioco, nonostante lui tante volte gli abbia ripetuto non sei capace a niente, non sei buona a niente, perché il problema è proprio anche a livello psicologico. La donna, a furia di sentirselo dire che non ha valore e che rimarrà sola e nessuno si prenderà cura di lei, ci crede, quindi inizia a costruire degli schemi mentali che da un lato la portano a una resistenza, ma dall'altro la portano a una morte psicologica. Certo, che diventa poi paralizzante per qualsiasi cosa, insomma, qualsiasi azione si voglia intraprendere, anche quella appunto di fuggire da un menage veramente difficile. Io proporrei una seconda clip, sempre con l'avvocato Elena Cassella, perché parla di inasprimento di pene relativo appunto a questi tipi di reati, ma nello stesso tempo ricordiamo che nell'ultimo caso l'uomo, l'ex convivente della signora che si è suicidata, era stato già condannato a 11 anni per violenze e stalking. Sentiamo intanto l'avvocato Cassella. Sicuramente a livello centrale si stanno muovendo nel senso di inasprire o comunque soprattutto intensificare e mirare a delle misure di prevenzione, laddove la parte successiva della punizione ha qualche fallo che non sta funzionando, sicuramente continuare a insistere, come sta facendo il governo, sulle misure di prevenzione, quali sono l'ammonimento, che lo ricordiamo, l'ammonimento è un atto amministrativo del questore che può assolutamente prevenire il reato, e oggi si può ricorrere alla questura per fare un'istanza di ammonimento, che è un atto amministrativo, quindi non si arriva al penale, anche per i cosiddetti reati spia. Questo è nel disegno di legge del governo, cioè anche per tutti quegli atti di violenza, di minaccia. Questo perché? Proprio per non fare sentire sola la vittima o la presunta vittima, perché oggi c'è un problema principale che è la solitudine, e non è sufficiente l'inasprimento delle pene, ma è necessario, secondo me, soprattutto un controllo di queste pene. Il governo, lo Stato ha controllato che lui fosse veramente agli arresti domiciliari, agli arresti a casa? Ci sono stati questi controlli? E perché sono stati dati questi arresti domiciliari? C'erano i presupposti, visto e considerato che questo signore era stato già condannato a 11 anni in primo grado. Ecco, dottoressa Cagno, insomma sono tanti i quesiti che si pone l'avvocato Cassella e che le rivolgo perché lei, che quotidianamente ascolta e ha contezza delle situazioni, può darci anche qualche elemento in più e soprattutto condivide un po' quello che è stato detto? Allora, al di là dei controlli che sicuramente sono un modo per fermare l'uomo, dobbiamo chiederci perché non si interviene
proprio sul comportamento dell'uomo, su perché viene spinto da questa ossessività furiosa e accecante nei confronti della donna, come se fosse di proprietà propria. Ad esempio, nel particolare, noi abbiamo attivato uno sportello ascolto per gli uomini maltrattanti che si chiama Saum, proprio per fare in modo che l'uomo non possa reiterare lo stesso atto violento nei confronti di quella donna che l'ha denunciato e anche di altre donne, perché è capitato qualche volta che lo stesso uomo è stato violento più volte con donne diverse che hanno avuto accesso nelle nostre strutture, ed è da lì che è nata la nostra, diciamo, il nostro desiderio di sostenere questi uomini a livello psicologico, non perché li dobbiamo beatificare, ma perché ci rendiamo conto che ci sono delle dinamiche psicologiche che non li frena né il carcere né il controllo, nulla. Se sono tanto ossessionate perché la donna li conferma, secondo i loro schemi mentali, le loro credenze, non ci sarà nulla che li ferma. Certo, il carcere non gli permetterebbe di uscire, però in realtà quest'uomo prima o poi esce dal carcere e se non ha fatto i conti con l'azione che lo ha spinto a fare violenza ad una donna, la ripeterà magari un'altra volta e ancora un'altra volta. Quindi noi, rispetto proprio alle pene, ci dispiacciamo quando anche le nostre donne ospiti ci chiedono: perché lui è uscito dal carcere, io devo continuare a stare in comunità? E noi non abbiamo risposte. Al massimo diciamo perché hanno fatto le indagini, ok, avrà avuto una buona difesa ed è uscito dal carcere, però effettivamente è triste dire a una donna: se vuoi vivere bene, finché non hai tutte le condizioni economiche, psicologiche e sociali, non puoi uscire dalla comunità, invece lui può uscire dal carcere. Certo, quindi questo crea veramente anche come dire, una disparità o comunque una situazione di squilibrio sicuramente nella dinamica di quello che avviene. Nella vostra esperienza, questi anni, tra l'altro appunto voi gestite più strutture, com'è cambiato anche il modo di reagire delle donne e soprattutto lei faceva riferimento al lavoro che già è una consapevolezza importante, però poi si deve pensare anche appunto a uscire dalla struttura protetta, insomma a ricominciare a prendersi poi la propria vita, ritornare alla propria vita in un modo o in un altro. Allora, la nostra esperienza più volte ha confermato che le donne escono dalla comunità, fanno un'educativa domiciliare o affiancati sempre da noi oppure affiancati dagli assistenti sociali proprio per ripristinare la loro sicurezza, perché dopo un ambiente ovattato e protetto, che è appunto quello della casa rifugio, poi è necessario rimettersi in corsia. E lo sappiamo bene che un discorso è un ambiente super protetto a livello relazionale a 360 gradi, un discorso sono le imprevedibilità della vita, le persone che possiamo incontrare, che possono in qualche modo perturbarci. Escono, si trovano un lavoro, si trovano una casa, ripeto, in un primo periodo magari li sosteniamo noi o i servizi sociali e poi iniziano a camminare con le loro gambe insieme ai loro figli, se hanno i figli, da soli se sono da soli. Però certamente il fenomeno è cambiato e quello che è cambiato soprattutto è che innanzitutto la violenza viene giustificata dalle donne, mentre magari i primi anni difficilmente una donna diceva sì, ma è colpa mia, l'ho fatto arrabbiare, ma è perché ha bevuto, ma in realtà è perché ha dei problemi di lavoro, magari era più decisa, mi ha fatto del male, quindi non glielo permetto più. Invece adesso è diventata proprio un iter la giustificazione. La donna tende a giustificare l'uomo e devo dire, e questo mi dispiace dirlo lavorando con gli adolescenti, anche nelle storie di fidanzamento di giovani ragazzi spesso si verificano atti di violenza, limiti, aggressività e le ragazze giustificano il fidanzato. Quindi il fenomeno chiamato tale non è più un fenomeno. Certo, sicuramente, sicuramente. E noi ci fermiamo per un brevissimo stacco e poi ritorniamo subito in studio.
Eccoci in studio, dunque quando la paura uccide, stiamo parlando di violenza sulle donne, l'ultimo caso a Riesi, questa giovane rumena che si è tolta la vita perché appunto non riusciva più a tollerare i soprusi e comunque la violenza anche a distanza dell'ex compagno che nonostante fosse ai domiciliari continuava a perseguitarla. Io mi voglio far riflettere su un'altra storia, quella di Lucia Annibali, l'avvocatessa di Pesaro che nel 2013 fu sfregiata al volto con dell'acido e furono 2 sicari mandati dall'ex fidanzato che non accettava appunto la fine della loro storia, e questa donna non solo ha rischiato di morire ma è rimasta sfregiata e cosa è accaduto? Che ieri è stato scarcerato uno dei 2 appunto sicari che sono andati sotto il suo portone appunto nel 2013 e l'hanno sfregiata. Sentiamo sempre a questo proposito l'avvocato Cassella, poi commentiamo. È di pochi giorni la notizia della colpevole, di colui che aveva messo dell'acido sulla faccia di Lucia Annibali, è uscito dopo 11 anni. Lucia Annibali dice in un'intervista di pochi giorni fa, dice: io che cosa posso dire? Posso dire che l'importante è che non entri a far parte della mia vita, ma 11 anni sono tanti? No, sono pochi rispetto al dolore di questa donna. Quindi noi ci auspichiamo tutti quanti, perché quello che è successo oggi secondo me è gravissimo, veramente gravissimo, perché dopo l'omicidio e il suicidio vuol dire che è un campanello d'allarme che non può non essere ascoltato dal governo e da tutte le altre, gli organi di stampa, gli organi degli avvocati, le istituzioni in generale, psicologi, tutti. Bisogna fare fronte comune e fare forse una riforma globale, forse un testo unico che coinvolga tutti, e se mi posso permettere anche al di là delle riforme bisogna dare più soldi, bisogna stanziare più denaro, perché non sono stati stanziati forse sufficientemente il denaro per altri magistrati competenti, la polizia, per altri organi, per i servizi sociali, per le case di accoglienza. Probabilmente il governo deve maggiormente attenzionare questo problema che sta avendo dei risvolti anche sociali pericolosissimi. Dottoressa Cagno, il governo deve avere più attenzione e soprattutto stanziare più fondi. Lei cosa ne pensa? Sì, non solo a sostegno delle case rifugio, ma soprattutto per la prevenzione. Perché come dicevo prima, il problema non è solo degli uomini adulti, ma è anche dei giovani uomini. Perché c'è questa aggressività che impera, quello che non posso avere lo devo avere per forza, o con le buone o con le brutte, anche attraverso l'aggressione, ma deve essere mio, tutto e subito. Ecco, questo ha a che fare proprio anche con delle dinamiche sociali che, se non sono tipiche della violenza contro le donne, però sono tipiche del nostro mondo, della nostra era. E i fondi servono proprio per migliorare un po' tutto il sistema relazionale, al di là proprio delle pene che devono essere certe ma educative, perché se le pene sono certe però si limitano semplicemente a chiudere una persona in carcere, abbiamo risolto ben poco. Benissimo, noi siamo arrivati alla fine del nostro incontro, di questo focus giornaliero, e vorremmo non occuparci più appunto di fatti di cronaca quali appunto quelli che riguardano la violenza sulle donne, ma continueremo comunque a dare voce a chi non ne ha. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio anche la dottoressa Cagno per essere stata con noi, grazie e grazie a tutti, buon pomeriggio.